Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, Batta Napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, vai giù. In questo video andiamo a parlare di Napoli-Udinese, ultima partita di campionato, finita 1-0 per il Napoli. Vai giù, prima di iniziare con l'analisi e tutto, scusate se dopo non usciranno video. Oh, perché io sto stanco, sono ucciso, non sono tornato dallo stadio, ma stavo per una crisi, ma io sono tornato a casa stanchissimo, non stanco di più. Poi scusate sempre ieri, perché non sono usciti i video, ma stavo in una festa. Scusate, penso che probabilmente domani se ne parlerà per fare i vari post partita delle partite di stasera e tutto, della Roma, del Milan, Inter, tutto quello. Vabbè, vai giù, non ci dilunghiamo troppo. Allora, Napoli-Udinese, ultima partita servita al Napoli per blindare il secondo posto e Conte si commuove a fine partita. Poi, tra l'altro, l'ho detto, oggi aveva una gravissima, quindi non sono riuscito a vedere non tanto perché per chi non lo sa, il calcio ho bagnato, no? La maglietta, scusa, mi era impressionato. Non l'ho vista manco bene, essendo stata questa gravissima, però sono riuscito a vedere in parte la partita. Vabbè. Conte a fine partita si emoziona. Ma si sapeva già questa qui è stata l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Io ti ringrazio Conte per tutto quello che hai fatto, vabbè, ci uscirà direttamente un video di ringraziamenti e tutto a mister Antonio Conte nella prossima settimana, non mi faccio spoiler, vabbè. Va al gol Scott McTominay, scusate, no Scott McTominay, ma volevo dire Rasmus Højlund, 12° gol in campionato e 16° gol in totale questa stagione, tra Coppa Italia, Supercoppa Italia, Champions e Serie A. Poi su assist magnifico di Kevin De Bruyne che è entrato a seguito di un infortunio. Cioè, voglio, veramente, io posso anche credere. Cioè, voglio, rendiamoci conto che dalla partita contro l'Olympiacos, ok, contro l'Olympiacos nel ritiro estivo, il Napoli non ha mai avuto, mai la rosa al completo. Che ci mancava una persona, due persone, tre persone, 20 persone. Non ha mai tenuto la rosa completa, ha tenuto la rosa completa solo durante la preparazione estiva fino a Napoli Olimpia Costa. Vabbè, poi giù. Ehm, penso sia uno strappo muscolare quella da Alisson Santos che ha avuto perché si è toccato l'adduttore. Oppure sì, è uno strappo muscolare quello che ha avuto. Poi si è fatto male anche Lobotka. Magari qui sotto nei commenti spiegatemi un po' cosa ha avuto il nostro centrocampo, il nostro regista di centrocampo e poi a seguito è entrato Gilmour, Billy Gilmour, che non è che abbia fatto così tanto, eh? Poi vabbè ve l'ho detto, almeno da quando ho visto io, poi ve l'ho detto, io ho visto, sono riuscito a vedere il totale della partita 50-60 minuti divisi proprio totalmente. Poi vabbè, ci sono state varie azioni del Napoli, sia all'inizio che alla fine, vai giù. E questo è. Poi la partita, devo fare un conto, un voto, dare un voto a questa partita, ultima giornata, per il Napoli. 6 e mezzo, 7 meno meno, massimo proprio, ci fosse da 7 meno meno. Vabbè, vai giù, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, lasciate like ed iscrivetevi al canale. Ciao, vai giù.